Me right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Right, they say you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io l'America, questo è l'appuntamento settimanale su Radio Libertà per quanto riguarda la copertura mediatica degli Stati Uniti d'America, per l'appunto. Questa è la puntata del 31 marzo. Cominciamo subito con tantissime notizie legate proprio all'amministrazione Trump e anche alla sicurezza nazionale. È successo infatti che un giornalista del giornale The Atlantic negli Stati Uniti è stato aggiunto per sbaglio, sembra, a una chat privata su un'app chiamata Signal proprio dai membri dell'amministrazione Trump. Addirittura si parlava all'interno della chat degli attacchi per quanto riguarda le risposte agli aiuti a quella organizzazione terroristica che purtroppo ha in mano parte dello Yemen e che riesce, grazie anche al fatto di poter presidiare i confini e anche purtroppo le sponde proprio dello Yemen, anche attaccare le varie navi commerciali che passano proprio per lo stretto. È un problema molto grave che ha riguardato, come dicevamo spesso anche in questa rubrica, anche le navi italiane, non solo quelle statunitensi. Uno Yemen, tra l'altro, che ha subito appunto le ritorsioni soprattutto dell'amministrazione Trump, proprio quando lo Yemen e i terroristi hanno attaccato le navi della marina statunitense. Il fatto grave ovviamente è che si tratta di un membro della sicurezza nazionale, Michael Waltz, che ha aggiunto nell'11 marzo questo giornalista all'interno della chat con altri membri proprio dell'amministrazione Trump, come tra l'altro J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario della difesa Pete Hegseth, che tra l'altro si occupa del Pentagono, il direttore della CIA John Radcliffe e anche lo Chief of Staff, quindi il capo dei servizi della Casa Bianca, Susie Wiles. Quindi parliamo comunque di un problema molto, molto grave e anche di un'incompetenza, in questo caso informatica, possiamo dire, di uno dei membri dell'amministrazione Trump. Ovviamente Waltz si è scusato, Trump ha dichiarato che comunque non sarà licenziato dall'amministrazione Trump e dal suo incarico, non avrà nessuna ripercussione disciplinare. Hegseth poi ha tranquillizzato, diciamo, l'opinione pubblica dicendo che nessuno parlerebbe poi al telefono o comunque messaggerebbe i piani di guerra. Ma questo scandalo, soprattutto delle chat, è un problema poiché ovviamente viene sottolineata una incapacità informatica di uno dei rappresentanti dell'amministrazione Trump. Ma l'altro grave problema è che si collega con un altro scandalo sempre per quanto riguarda la politica internazionale degli Stati Uniti. Infatti sono state trafugate, leakate, come dicono in questo inglese italianizzato, le chat anche per quanto riguarda un piano di invasione da parte del Pentagono per quanto riguarda la Cina. Su questo, tra l'altro, è intervenuto lo stesso Elon Musk, parlando proprio di come si debba perseguire chi, in questo caso volontariamente, abbia portato alla luce questi piani di guerra contro un possibile avversario. Anche per questo, probabilmente, anche per questo l'amministrazione Trump
sta cercando di non essere durissima con la Russia, perché, e questo è un'opinione che viene poco menzionata, soprattutto dai giornali mainstream italiani e non in realtà, perché la Russia ovviamente è il terzo incomodo nella lotta, chiamiamola così, della supremazia economica e non, e politica anche, tra Cina e Stati Uniti. E quindi probabilmente l'amministrazione Trump, per non far cadere la Russia troppo tra le braccia del nemico, tra virgolette, ovviamente, perché non si tratta di una guerra aperta, ma di una guerra economica, per non far cadere tra le braccia un possibile importante alleato economico, cerca di non essere troppo dura, a differenza invece della politica estera basata solamente su l'ideologia perpetrata da Biden e anche dal suo predecessore e presidente Barack Obama. Infatti, Donald Trump comunque, per quanto riguarda l'importante ovviamente conflitto in Ucraina, ha cercato di dare un po' di bastone a entrambi i due contendenti, ovvero sia a Zelensky sia a Vladimir Putin, parlando più che altro però di frustrazione per quanto riguarda entrambi i leader dei due paesi dell'est Europa, perché non si riesce a trovare una soluzione. Trump ha ammesso che ci sono tanti progressi, ma il problema è il profondo odio che c'è fra i due presidenti, Zelensky e Putin, e quindi rischiano di mettere in difficoltà le negoziazioni e anche la possibilità di portare una veloce conclusione e un veloce accordo per entrambe le nazioni, anche perché ovviamente Trump è dall'inizio della propria campagna elettorale che ha criticato anche l'amministrazione Biden per quanto riguarda proprio il conflitto in Ucraina, e giustamente ha sempre parlato di una volontà di arrivare alla pace, sia ovviamente nella guerra russo-ucraina, sia anche per il conflitto che sta avvenendo in questo momento tra Israele e Palestina. Intanto ha parlato anche il primo ministro della Groenlandia, che ha cercato di respingere le volontà di Trump di poter acquisire la Groenlandia. Infatti si è parlato più volte anche nei giornali italiani di un Trump volenteroso di voler comprare addirittura o annettere la Groenlandia, perché ne abbiamo parlato più volte in questa rubrica, perché vi sono delle terre rare molto importanti per l'economia attuale del 2025, ma soprattutto, e questo rimarrà molto attuale per tanti altri anni, è un importante passaggio per quanto riguarda il commercio. La zona della Groenlandia, il mare del nord, sono importanti anche per contrastare anche in quell'ambito sia le ambizioni commerciali e internazionali russe, sia quelle cinesi. Quindi è un modo per riuscire a poter ottenere un importante sbocco commerciale nel resto del mondo. La Groenlandia, tra l'altro, fa parte della Danimarca, la Danimarca che è un alleato degli Stati Uniti per quanto riguarda proprio la NATO. Una Groenlandia che in realtà, poiché vi è un primo ministro, è un territorio con 38.000 persone che può avere una profonda autonomia nell'autogovernarsi. E lo stesso vicepresidente J.D. Vance, tra l'altro, ha provato a addolcire i rapporti fra il territorio autonomo danese e gli Stati Uniti, andando a fare una visita diplomatica. Un importante passaggio anche per capire se ovviamente gli Stati Uniti
è difficile che autonomamente possano annettere un territorio del genere, ma se invece riescono a strappare un accordo importante economico sarebbe una vittoria per l'amministrazione di Donald Trump. Altre importanti notizie, ad esempio quello che è avvenuto per quanto riguarda la salute dei cittadini americani con uno Stato americano che, seguendo i dettami del nuovo segretario della salute Kennedy, ha bandito i coloranti dal cibo, insomma, venduto proprio all'interno dello Stato. Ovviamente è difficile mantenere questo divieto attivo e mantenere la possibilità di tenere proprio questo divieto, anche perché ovviamente i coloranti sono parte integrante della grande industria del cibo e anche del cibo spazzatura, possiamo dire, degli Stati Uniti, che muove tantissimi capitali. Però possiamo essere contenti per la salute degli americani che a West Virginia è riuscita a bandire perlomeno i coloranti e a mettere restrizioni per quanto riguarda la soda, ovvero tutte quelle bevande gassate, come la Coca-Cola, come la Sprite, ovvero non potranno essere comprate con i food stamps, che sarebbero i buoni cibo che utilizzano soprattutto le persone più povere negli Stati Uniti. Quindi una mossa che ha fatto felice Kennedy Jr., una mossa che tra l'altro ha detto Kennedy Jr. che dovrebbe essere imitata da tutti gli altri stati americani. Andando avanti poi con le importanti notizie, vi sono state sia continui divieti per quanto riguarda l'utilizzo di politiche per le minoranze e non, poiché l'associazione, l'Accademia Militare Navale degli Stati Uniti ha finito per considerare le razze come le etnie, perché loro negli Stati Uniti le chiamano ancora purtroppo razze, le etnie come parte integrante per l'ammissione, quindi non sarà più privilegiato l'appartenere a un'etnia di afroamericani, di latini o di altre minoranze. Quindi un importante passo, secondo me, anche per arrivare a poi considerare il perché queste determinate etnie all'interno degli stati americani siano effettivamente danneggiate oppure no, perché se sono danneggiate di certo non è il contentino per arrivare davanti a un'altra persona che magari è più meritevole nel partecipare o nel poter essere ammessa all'interno di queste importanti poi posizioni. E andando avanti, il direttore tra l'altro della CIA, per quanto riguarda lo scandalo che dicevamo in apertura, per quanto riguarda la chat su un'app di messaggistica, il direttore della CIA ha dimostrato che in realtà non vi sono state trasmesse all'interno della chat informazioni segretate, quindi diciamo che parla proprio Ratcliffe di dormire sonni tranquilli, perché in realtà non vi sono state informazioni classificate, desegretate da poter scambiare con altri appartenenti all'amministrazione Trump proprio all'interno della chat, e quindi parla proprio di una sua, in questo caso si fa quasi un'autopubblicità, ma ci sta, perché è stato accusato di un'inefficienza molto grave. Quindi lui ha dichiarato di aver utilizzato sempre i canali di informazione, i canali di comunicazione adeguati per ogni ordine e per ogni ordine esecutivo. Quindi perlomeno la CIA dimostra ancora di sapere cosa fare, forse. Intanto, andando avanti, la Francia
ha cercato di mettere negli ultimi giorni i bastoni fra le ruote per quanto riguarda proprio la diplomazia e la politica internazionale degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno cercato di inviare ai propri ambasciatori, ai propri consoli e ai propri funzionari in tutto il mondo le direttive del presidente Trump, ovvero di non includere quindi queste assunzioni basate proprio sulla diversità, sull'uguaglianza e sull'inclusione, e hanno cercato, quanto sembra, quanto dichiara e denuncia questo ministro francese, di aver anche interferito con le assunzioni delle più grandi aziende francesi. Quindi sembra che gli Stati Uniti abbiano interferito con la Francia, ma magari come tante altre volte, è più una ritorsione per quanto riguarda la politica internazionale, anche perché si parla proprio di una Francia che vuole tornare sulla scena internazionale proprio con il conflitto Russia-Ucraina, che invece Donald Trump vuole effettivamente in realtà mettere a tacere. Donald Trump, tra l'altro, ha dichiarato che nonostante la chiusura dell'agenzia dedicata proprio alla fornitura di aiuti extra statunitensi, quindi quell'agenzia, ricorderete, federale USAID, che è stata chiusa, che sta venendo finalmente portata proprio totalmente alla chiusura. Donald Trump ha dichiarato che nonostante la chiusura di questa agenzia federale, gli aiuti per il Myanmar saranno effettivamente inviati proprio per aiutare un paese che potrebbe diventare un alleato internazionale proprio in un'altra area, in una delle tante aree in cui gli Stati Uniti hanno difficoltà, per aiutare purtroppo una nazione che è stata devastata dal terremoto. Avrete visto sicuramente le notizie. E un'altra notizia, tra l'altro, sempre dal segretario della difesa Hegseth, stavolta una notizia più serena per quanto riguarda la politica internazionale statunitense, un po' meno serena perché si tratta comunque di conflitti. Ma il segretario della difesa ha parlato e ha dichiarato che il Giappone è un alleato indispensabile proprio per cercare di fermare l'influenza cinese proprio nella regione, che ricorderete è stata più volte messa in difficoltà proprio dalla potenza navale cinese, quando sono andati a bullizzare, come dicevano proprio i giornali americani, tra l'altro democratici, gli alleati filippini, le navi civili, neanche le navi militari, ma le navi civili proprio dei pescatori filippini e anche dei pescatori giapponesi. Un'ultima notizia, sempre in chiusura, sempre per quanto riguarda tra l'altro lo Yemen e gli Houthi, proprio una notizia di pochissime ore fa, pubblicata diciamo questa notte, la capitale dello Yemen ha subito un ulteriore bombardamento aereo che ha provocato per ora solo circa un morto, ma vedremo in futuro se gli Houthi rilasceranno le statistiche ufficiali. Ovviamente non vogliamo fare la conta dei morti, ma si spera che sia un modo anche per far fermare queste aggressioni internazionali da parte di uno Stato, di un'organizzazione terroristica ribelle. Tra l'altro è importante proprio questi bombardamenti aerei perché i ribelli hanno minacciato proprio di attaccare le navi israeliane che cercavano di bloccare
tutti gli aiuti per quanto riguarda i palestinesi nella striscia di Gaza. Quindi si parla sempre di tanti conflitti nel Medio Oriente che sono collegati fra loro, anche per quanto riguarda il conflitto di politiche internazionali tra Iran e proprio Stati Uniti. E con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata, una buona settimana a tutti voi.